rispondo alla mia amicizia dicendo un po' come le vedo. Allora, all'inizio avremo qui il ladro, come si vede, che è una figura a noi vicino che sicuramente ci porterà alcuni problemi, ma poi vedo la stanza e l'artista e quindi la cosa si dovrebbe risolvere bene perché avremo la protezione di una persona che è intelligente. Poi più avanti avremo anche la figura del mercante, il quale si vede che è una persona, oltre che ci vuole bene, è una persona che sa fare di calcolo, ha una mente aperta ed è arrivato a una posizione grazie alle sue qualità e alle sue doti. E quindi finiremo con la donna maritata che praticamente è una sicurezza, è un porto sicuro. Quindi dico alla mia amicizia di stare tranquillo per la sua situazione, che se anche all'inizio la situazione sembra partita male, poi con l'aiuto di altre persone, cioè di una persona creativa che ha praticamente molte risorse intellettuali e di una persona che ha anche delle qualità di business, andrà tutto bene perché poi alla fine vediamo la donna maritata che dà una sicurezza a tutto il suo progetto. Quindi dico alla mia amicizia di stare tranquillo che alla fine tutto questo si risolverà in una situazione positiva e di stare tranquilla. Quindi saluto la mia amicizia.